Signori e signore, siamo davvero felici di essere qui stamattina in occasione di questa conferenza stampa all'interno del Salone degli Specchi del Comune di Giarre. Ovviamente tutto questo è grazie proprio al Comune di Giarre, che è sensibile alla cultura, soprattutto nostrana, soprattutto siciliana, mette a disposizione delle location veramente molto belle, come ci possiamo rendere conto guardandoci attorno. E quindi sono doverosi determinati ringraziamenti e soprattutto mirati proprio nel segnalare persone dalla sensibilità non solo fine, ma molto alta per quanto riguarda l'avvicinarsi sempre più a quello che è la cultura siciliana. Inizio, anche se assente, però ovviamente a nome di tutti, dal sindaco. Vorrei ringraziare il sindaco del Comune di Giarre. Vorrei ringraziare inoltre colei che veramente si è adoperata al 1000 per 1000, dando il meglio di sé in ogni sua manifestazione, l'assessore alla cultura Patrizia Dionti, che abbiamo qui davanti a noi, la quale veramente merita un plauso da parte di tutto il Comune e non solo. Vorrei continuare anche con qualche altro assente molto importante per noi, che sarebbe il carissimo amico Giuseppe Leotta. Lui, il presidente della quarta sezione Sport, Cultura, Turismo e altro, oggi è assente, però è come se fosse lui qui con noi, infatti porgo a voi i suoi saluti e il suo abbraccio. E inoltre vorrei ringraziare colui che veramente ha voluto fortemente tutto questo, realizzando della sua passione un'opera che è il vero protagonista dell'evento che sarà il 24 febbraio, che andrà in scena al Teatro Rex di Giarre e che sicuramente farà parlare. Sarà l'inizio di un'innovazione culturale che Alessio Patti, credendoci fortemente come scrittore e traslatore dell'opera stessa in lingua siciliana, e poi lui più tardi ci darà anche delle sue impressioni, il suo stato d'animo nell'avvicinarsi alla lingua e la motivazione di questa sua traslazione. Ha voluto così fortemente tutto questo, dico, che ha coinvolto tante, ma tante persone, tra cui molti attori protagonisti, come ricordiamo la bellissima Ornella Brunetto, anche oggi purtroppo lei è assente per motivi familiari un po' delicati e che non siamo qui ovviamente a parlarne per motivi di privacy, ma abbiamo un altro esponente importante come attore protagonista. Abbiamo un nostro Romeo, abbiamo Daniele Bruno. Eccoci qua, alzati un attimo Daniele, fatti vedere quanto sei bello, è proprio il classico Romeo. E poi abbiamo a fare un po' che ci aiuta a fare questo girotondo, diciamo, di gioioso entusiasmo. C'è una serie di associazioni che hanno collaborato patrocinando l'evento stesso. Iniziamo dalla Società Giarrese di Storia, Patria e Cultura, continuiamo con l'Accademia della Lingua Siciliana, ancora continuiamo con l'Associazione Culturale Maranzatomo, poi l'Associazione CIU Parisi Eventi, Sicilia Core Mio, l'Associazione Storia, Cultura, Sviluppo e Territorio. Poi abbiamo, per ultimo, ma non ultimo, un ordine cavalleresco, l'Ordine dei Cavalieri di Malta, OSJ. E oggi abbiamo una valida rappresentanza del nostro videomaker Pino Parisi di Sicilia Core Mio e anche ambasciatore dei Cavalieri di Malta. Poi, ma io dicendo il poi non voglio dire che è come se volessi dare una classifica a tutti costoro che sto nominando, ma semplicemente per dare una sorta di scaletta che non si può fare altrimenti. Poi abbiamo i declamatori, oggi si chiamano così, i declamatori. Io li chiamerei un po' gli appassionati d'arte senza essere ufficialmente professionisti. Abbiamo Alessio Patti stesso, lo scrittore. Abbiamo Francesca Privitera, abbiamo Antonino Maghi, abbiamo Angelo Ariosto, abbiamo Giovanni Curio Vaglianisi, ma mi pare che non ci sia, stamattina non c'è. Poi abbiamo Marco Arena e la sottoscritta.
Continuiamo con un'altra forma d'arte presente all'interno di questo evento. L'evento sarà musicato anche da validi musicisti. Abbiamo la nostra Cinzia Asciuto, nonché anche cantante. Abbiamo il nostro Armando Xbilia, validissimo musicista da uno strumento, io non voglio nominare perché poi non sbaglio e mi rimproveri. Space Drum, va bene? Va bene così? Ok. E poi oggi è assente il nostro carissimo Gisuele Sciacca. È assente perché purtroppo l'influenza ha colpito un po' tutti ultimamente, il malessere fisico è giustamente abbastanza importante da poter tenere a bada, per poterci appunto riservare e preservare per i giorni a venire, e quindi anche Gesuele manda il suo affettuoso saluto. Poi abbiamo Daniela Greco, anche lei assente ovviamente, essendo la moglie, mi pare, del Gesuele Sciacca, che sarà la cantante, una delle cantanti che darà il suo contributo culturale all'evento. Parlando dell'evento, bisogna presentarlo in un certo qual modo. Io desidero adesso passare la parola e il microfono allo scrittore. Il protagonista, tra le mani dello scrittore, prenderà anima e corpo il 24 febbraio del 2019 al Teatro Rex di Giarre. Romeo e Giulietta, traslazione in lingua siciliana, assolutamente per la prima volta a Giarre e non solo. Quindi desidero il nostro caro Alessio Patti dire un po' di suo e poi passare la parola all'assessore. Grazie. Grazie Giuseppe. Buongiorno e ringrazio ovviamente l'assessore alla cultura e le autorità del comune di Giarre per il contributo che danno alla cultura del nostro popolo. Io volevo aggiungere ai saluti, ai nomi elencati dalla nostra portavoce Giusy Di Mauro, anche la professoressa Anna Castiglione Garozzo, che è la prefatrice della mia traslazione, che purtroppo oggi doveva essere qui presente. Preferivo infatti lo facevi tu per il discorso di... era nell'opera ok, lo voglio citare perché giustamente doveva essere con noi insieme al professore Giovanni Vecchio. Cosa posso dire? Cioè, riguardo alla storia di Romeo e Giulietta, non è inutile spendere parole, la conosciamo tutti. Dobbiamo capire cos'è che porta con sé la traslazione di Romeo e Giulietta, ma non solo questa. Cosa porta con sé Amleto, sempre di Shakespeare? Cosa porta con sé? Cosa portano con sé le opere traslate delle tragedie greche, Medea di Euripide, Elettra di Sofocle, Agamennone di Eschilo, la parola di Dio, il Vangelo e tante altre cose di cui io mi sono interessato ed ho traslato le opere. Cosa porta Romeo e Giulietta con sé? Secondo me il diritto dei siciliani di avere riconosciuta la propria lingua, la propria identità, perché da quando siamo stati annessi all'Italia la Sicilia ha perduto tutte le sue ricchezze, anche culturali. Non si parla più di lingua siciliana, ma si parla di dialetti, di un volgare che facciamo fatica anche a nominare. Ma c'è una differenza tra i dialetti, i vernacoli locali e la lingua poetica siciliana. Ed è proprio di questa che ci dobbiamo interessare. Dobbiamo portare in auge nuovamente il valore di una lingua che ci ha rappresentati per secoli. Adesso sembra che i siciliani non siano nessuno dal punto di vista culturale, mentre in passato siamo stati veramente importanti. E allora, nonostante gli sforzi che hanno fatto l'UNESCO, che ha, come dire, in qualche modo
è riconosciuto il siciliano lingua madre, nonostante che nel 2011 l'Assemblea regionale ha approvato una legge che promuove, tra virgolette anche loro, che il dialetto siciliano nelle scuole, questo significa darsi la zappa nei piedi da noi stessi, no? Quando noi definiamo la lingua dialetto. E, come dire, forse addirittura c'è più interesse per la lingua siciliana all'estero che in loco. Abbiamo organizzazioni in Argentina, in altri posti importanti, in America, dove la lingua siciliana è qualcosa di veramente importante, di grande valore. E da noi invece, se noi parliamo con la esattamente, siamo in queste condizioni, e se parliamo con le nuove generazioni, gli facciamo notare com'è la lingua siciliana, per noi è una lingua sconosciuta. Cioè non la riconoscono poi nemmeno come lingua propria, delle proprie origini. Per cui il lavoro mio e di molti altri è quello di portare dietro a queste esperienze culturali il diritto, proprio ce lo dobbiamo stampare qua, il diritto che hanno tutti i siciliani a leggere, ascoltare, declamare, interpretare tutto lo scibile umano nella nostra lingua. Questo è un diritto che dobbiamo pretendere. E come lo possiamo pretendere questo diritto? Ci sono gli uffici competenti, quelli che diciamo in qualche modo approvano se la lingua di un popolo si può considerare madre oppure no, no? Dicono, se voi non avete una letteratura ufficiale dove possiamo constatare che in effetti la vostra lingua parla di tutto quello che noi conosciamo, di tutto quello che si insegna nelle scuole, si fa nei teatri, eccetera, eccetera, noi non possiamo riconoscere a voi questo diritto di dire che la vostra lingua sia una lingua madre. Ebbene, da un po' di anni a questa parte, io insieme a tanti altri, proponiamo questa letteratura, che è una letteratura ufficiale, per cui oggi abbiamo il diritto di chiedere a questi uffici competenti, a queste autorità, che ci riconoscono al nostro popolo e ci restituiscono in fondo quella che era la nostra lingua, l'autorità della nostra lingua, la poesia della nostra lingua. Per cui io, tanto perché, per rimanere in tema, vorrei farvi così, leggervi pochissime cose, proprio piccoli stralci, per darvi anche l'idea di come un siciliano deve sentire, ad esempio, il sentire di Dio, no? Questo lo prendiamo dal Cantico dei Cantici, della Chiosa. Questa è la sposa che parla con lo sposo e dice: mettimi come sigillo sopra il tuo cuore, come sigillo sopra il tuo braccio, perché forti come la morte e l'amore, tenaci come il fuoco e la passione. I sovampi sono ciamme di fuoco, la ciamma dello Signore. Gesù cammina sopra l'acqua. Venuta la sera, la barca era andando mezzo dello mare ed i Giusulu era in terra. Vedendoli però tutti affaticati dall'urimare, già chi aveva un vento contrario, già verso l'ultima parte della notte, io verso Liggi camminando sopra all'umare e voleva passare avanti. Iggi, vedendolo camminare sopra l'umare, pensarono: è un fantasma, e a cominciare a schicchiare, perché tutti l'avevano guardato, restando confusi. Ma Iddu subito dirigiva a Iggi la parola e disse: coraggio, sogno io, non vi scantate. Ecco, vedete come la parola di Dio, sentita col sentire del nostro sentire siciliano, assume un valore, una sensibilità, una poesia diversa.
Io avevo preparato tante cose ma non voglio rubare troppo tempo. Questo per darvi un'idea di come tutti noi, attori, scrittori, poeti, tutti gli assessori alla cultura, tutti quelli che lavorano per la cultura devono insistere con le autorità affinché questa lingua, questa cultura, questa identità ci venga riconosciuta. Allora, prima di passare la parola all'assessore, così la liberiamo dai suoi impegni, desidero fare un plauso a tutto il comune di Giarre, perché a parte la sensibilità alla cultura, la cosa bella è sapere che all'interno del Consiglio Comunale c'è la gioventù, ma guardate che bella donna che abbiamo come assessore alla cultura, e quindi la bellezza, l'estetica, quello che possiamo dire fa tutto poesia, che abbinata alla vera e propria poesia diventa letteratura. Quindi un applauso nostro al Comune di Giarre. Assessore, a lei la parola. Grazie. Purtroppo, insomma, ringrazio, poi tra l'altro ricevere complimenti da una donna personalmente lo trovo particolarmente gratificante, quindi grazie davvero. Purtroppo oggi a dovermi fare andare via non sono impegni istituzionali ma personali, sto dovendo fare delle visite mediche perché ogni tanto, nonostante appunto ancora ci sia la giovinezza, ecco, che quantomeno ci assiste, ogni tanto, come dire, qualcuno bussa alla porta e mi induce a fare dei controllini, dei check-up, per cui oggi sono ritagliando. Quindi dovrò purtroppo assentarmi per continuare, ho già cominciato stamattina, ma era doveroso per me esserci, perché davvero abbiamo come ente, come comune ricevuto tantissimi ringraziamenti stamattina, il che davvero mi fa piacere, non perché mi lusinghi personalmente, ma perché evidentemente comunque la città percepisce che l'ente e le istituzioni che hanno l'onore di rappresentarlo in questo frangente storico, evidentemente ricevo dalla percezione di essere attento alla cultura. Tante volte mi sono sentita dire, soprattutto in tempi magri quanto a risorse economiche, ma di cultura non si mangia. Il punto è che se non si bada a nutrire, oltre che il corpo, anche la mente, anche il proprio bagaglio culturale, alla fine che cosa resta dell'umanità? E che cosa distingue l'umanità dalle bestie o da ciò che è inanimato? L'uomo ha ricevuto questo tra i doni più preziosi, ossia la possibilità di esprimere attraverso le proprie prerogative la bellezza che è propria di questo mondo, che spesso non tanto meritatamente abitiamo. E quindi la cultura in ogni sua manifestazione artistica, dal talento poetico nella scrittura, e ringrazio davvero moltissimo l'autore di così tanta bellezza di averci dato l'onore di sedere qui nella nostra sala di rappresentanza, la cultura declinata in musica, e rivolgo il mio ringraziamento ai tanti musicisti, la cultura declinata in arte teatrale e qui gli attori. Tutto con generosità. Una cosa che non è stata sottolineata e che tengo a fare personalmente è che questo splendido spettacolo che andrà a impreziosire il panorama culturale della nostra città, il 24 febbraio verrà offerto a titolo gratuito alla cittadinanza. E purtroppo tutto ciò che non comporta il pagamento di un quantum, di un obolo, rischia spesso di essere sminuito, no? Come se possa avere meno valore rispetto a ciò che invece viene offerto dietro una prestazione economica. Non è questo l'approccio che in particolare al caso di specie va dato allo spettacolo del quale andremo a godere di qui ormai a pochi giorni, quanto piuttosto, ed è stato un piacere confrontarmi in tal senso con la cara signora, con il dottore Parisi, dicevo quanto il desiderio di poter divulgare il più possibile, a prescindere, anzi andando ben oltre le possibilità magari di un'intera famiglia che insomma ha difficoltà, soprattutto in questo momento,
a mettere le mani in tasca e consentire acculturamento e crescita culturale magari anche ai propri figli. Quindi ringrazio veramente per il dono che state facendo alla città con questa iniziativa e soprattutto la possibilità anche un po' di di consentirci di ascoltare la nostra lingua che sempre meno purtroppo sentiamo e che spesso viene etichettata, no, come appannaggio di una parte di cittadinanza quasi meno erudita, cosa gravissima perché parliamo comunque di tradizione, di ciò che ci distingue, di ciò che delinea e dipinge la nostra identità di popolo siciliano, fiero di far parte di una nazione come l'Italia, assolutamente pronto ad abbracciare qualsiasi tipo di cultura, ma io sono sempre stata educata all'idea che per avere un approccio giusto, aperto, sereno e lucido a tutto ciò che è diverso, non bisogna mai dimenticare chi si è, perché d'altra parte la nostra tradizione siciliana cosa ci insegna se non che lo spirito di accoglienza, lo spirito di solidarietà, l'approccio al lavoro come a quanto di più nobile ci sia. Adesso vorrei un attimino invece percorrere proprio l'evento, l'opera, iniziando proprio a dare la parola ai relatori, anzi oggi al presente relatore, unico relatore presente, ovviamente abbiamo detto le motivazioni per cui c'è lui solo, la professoressa è stata impossibilitata a raggiungerci, quindi io passo la parola al professore Giovanni Vecchio. Grazie, io pensavo di fare da contorno, ma comunque dirò solo qualche cosina perché poi avremo modo giorno 24 di entrare nello specifico. Intanto devo dire che alla prefattrice ho fatto conoscere io Alessio Patti quando le proposi assieme al professore Mineo di presentare Uguale agli Dei, che è una delle prime esperienze di traslazione dalla lingua italiana o comunque in ogni caso anche quando si trattava di autori greci o latini, la trasposizione avveniva dalla lingua italiana in siciliano, cioè in lingua siciliana, come giustamente dice Alessio Patti. E la professoressa Garozzo fu molto impressionata da questa operazione. Dice: ma com'è possibile? E io le ho fatto capire, lei che è persona di grande cultura e intelligenza molto stimata nel territorio, ha colto il senso profondo di tutto questo, che ha caratterizzato poi Alessio Patti nelle opere successive nelle quali si è cimentato. Cioè nel senso che Alessio Patti si è immedesimato nell'autore originale dell'opera, ne ha colto i sentimenti e le sfumature anche linguistiche che servono a delineare appunto i sentimenti. E questo non è di tutti, ma nello stesso tempo Alessio Patti ha scelto che cosa trasferire nella lingua siciliana, cioè non è che, anche se ha tantissime opere, però ha scelto quelle nelle quali era possibile entrare in questa sintonia profonda con l'originale, perché l'originale aveva l'umanità che lui cerca e il senso anche profondo della vita, molto spesso il rapporto tra l'immanenza e la trascendenza. Quindi evidentemente è un'opera importante. Quindi la professoressa Nakazione Garozzo sottolinea questi passaggi e sottolinea soprattutto la difficoltà a tirar fuori le parole giuste della lingua siciliana. La lingua siciliana è ricchissima, e non solo per quanto riguarda la poesia laica, ma anche quella religiosa. Io vorrei ricordare che prima dell'Unità d'Italia, io ho fatto delle raccolte, ho trovato anche dei testi, prima dell'Unità d'Italia la lingua era quella siciliana, sia nelle omelie dei preti, sia nei canti che venivano eseguiti nelle chiese. E c'era una letteratura ricchissima
anche se poi l'incontro tra la lingua siciliana e quella italiana è avvenuto e alcuni autori, tuttavia, tra i grandi della letteratura italiana, da Giovanni Verga a Luigi Pirandello, a Luigi Capuana, anche loro hanno sentito il bisogno di esprimersi in lingua siciliana, non in tutte le opere evidentemente, però lo hanno anche fatto. Quindi, come dire, c'è una tradizione molto, molto importante e un patrimonio anche musicale molto importante. Qui abbiamo un testimone del XXI secolo di quello che la tradizione dei cantastorie siciliane ha sviluppato nel corso del tempo. Quindi tutto questo. Entrando nel merito specifico della Giulietta Romeo, certo, più che mai Alessio Patti ha riscontrato in quest'opera di Shakespeare, certo, ripeto, l'Amleto è tremendo, insomma è quello che pone l'essere e non essere, però in Giulietta Romeo c'è tutta l'esperienza come dire, tragica e nello stesso tempo stupenda dell'amore vissuto e di quello vero, di quello autentico. E Giulietta Romeo è un'opera eterna, immortale, non soltanto perché l'ha scritto Shakespeare, ma è un'opera nella quale molte si riconoscono. Sentivo 2 giorni fa nella RAI che addirittura c'è un'associazione al nord Italia, comunque un'associazione che riceve le lettere a Giulietta. Ancora oggi molte donne esprimono le loro ansie, i loro problemi, le difficoltà collegate alla vita amorosa oppure ai loro sentimenti a queste, e c'è un'equipe che risponde, e non sono lettere che arrivano solo dall'Italia, arrivano anche da altri paesi, hanno dei traduttori anche loro e rispondono a queste donne. Quindi significa che c'è un vissuto talmente profondo, eterno, che va oltre la dimensione. Se noi ricordiamo che la versione di Quasimodo, che è la principale a cui attinge Alessio Patti, è del 1599, no? La versione, però stavo dicendo, questa versione risponde pienamente a quello che è il vissuto dei personaggi Giulietta e Romeo e delle personalità che sono di contorno, ma soprattutto c'è di mezzo la figura del frate che svolge un ruolo fondamentale in quest'opera. Io direi questo: i temi li conosciamo tutti dell'opera, così lo stile di Shakespeare, che è di un'estrema ricchezza e varietà, appunto perché l'estrema ricchezza e varietà dello stile di Shakespeare si richiedeva una perizia straordinaria, ma non solo formale, ma anche sostanziale, da parte di Alessio Patti per trasferire quest'opera anche nella lingua siciliana. E Shakespeare è un maestro del verso ed è utile sia nella prosa e abilissimo anche nel plasmare il linguaggio, e lo rende rivelatore del personaggio nei modi oltre che nei contenuti. E in lui coesistono il senso vivissimo dell'azione giocata sul palcoscenico e la consapevolezza del valore evocativo della parola. Shakespeare sa sfruttare appieno le possibilità del teatro contemporaneo che, attenzione, privo com'era di ricchezza scenografica, si affidava totalmente al discorso del poeta, incarnato dall'attore. E quindi questo significa che è stato un impegno ancora maggiore da parte di Alessio Patti per tirar fuori proprio la sostanza. E poi mi piace ricordare una cosa che è controversa, che ancora oggi si discute, che c'è chi è favorevole, c'è chi è contrario, chi dice che i documenti parlano in un certo modo, chi sostiene che invece le cose stanno diversamente. Cioè, alcuni sostengono che la madre di Shakespeare sia messinese e che Shakespeare è la traduzione letterale del cognome della madre in inglese. E allora da qui hanno pensato che, tra l'altro, c'è una conoscenza della realtà italiana e anche di alcuni aspetti della Sicilia. Sì,
che meraviglia, quindi è arrivato qualche influsso dalla nostra terra in lui e quindi questi sentimenti così profondi probabilmente attingono anche a un contesto di vita nel quale lui è vissuto. E allora ci predisponiamo ad assistere a questo spettacolo straordinario. Ci sono degli attori bravissimi che, anche se non si definiscono, tranne alcuni, naturalmente i principali, non si definiscono dei professionisti, però lo fanno con un grande senso di responsabilità e con bravura che potremo constatare quella sera. Io quasi tutti li conosco e li apprezzo. Quindi auguro a quest'opera Giulietta e Romeo, anzi Romeo e Giulietta di Alessio Patti, di poter essere non solo seguita nell'ambito della rappresentazione teatrale, ma di essere anche letta e meditata, perché la lingua siciliana possa davvero entrare di nuovo nelle nostre vene, nei nostri sentimenti. E aggiungo e chiudo, perché mi vengono le cose così, parlo senza avere predisposto nulla, se non un appunto che ho visto poco fa, che io ho favorito anche la conoscenza dell'opera di un poeta di lingua glossa che i giaresi conoscono molto bene, Senzio Mazza. Ho favorito la conoscenza di questo autore negli Stati Uniti e nel Canada, che scrive in siciliano. Il dottor Cipolla, si chiama così, è un grande operatore culturale in quel territorio lì, e se lui conoscesse il patrimonio straordinario, una parte lo conosco che ce l'ha già, ce l'ha già. E quindi io mi aspetto che venga fuori qualcosa in futuro, perché questa operazione che facciamo qui per recuperare la nostra cultura. Sì. Allora lo auspichiamo tutti, no? Lo auspichiamo tutti, che lui possa interessarsi, perché i siciliani anche all'estero amano molto di più dei ragazzi di oggi il siciliano e lo colgono anche nei suoi significati più autentici. Quindi grazie e auguri. Grazie a lei. Allora, vedendo e analizzando l'aspetto del prefatore, del relatore, il professor Giovanni Vecchio, insieme alla professoressa Garozzo, purtroppo assente, ci rivela anche un'altra cosa. A parte il sentirsi dentro l'opera, la cosa bella che viene fuori è che ci fa conoscere anche l'autore dell'opera, quindi in questo caso ci svela un po' l'anima dell'autore. Il prefatore e ovviamente il relatore fa anche questo, e anche questo è il compito di questo personaggio che sta all'interno del libro ma sta a fianco dello scrittore, ed è una cosa bellissima. Perché, come sappiamo tutti, uno scrittore, colui che si accinge proprio a mettere nero su bianco col desiderio che questo possa rimanere nel tempo, fa un dono, regala, concedendo ovviamente desidera arrivare agli anni. Adesso guardiamo un altro aspetto, l'opera stessa, la guardiamo sotto l'aspetto degli attori. Abbiamo una validissima rappresentanza di attori protagonisti. Abbiamo il nostro Romeo, abbiamo il grande, anche se piccolo d'età, ma il grande interprete di Romeo, Daniele Bruno. Ecco qui con noi. Desideriamo che lui brevemente, perché adesso faremo una piccola carrellata tra tutti noi. Scusate, io passo dalla telecamera, ma mi tolgo immediatamente. Vorrei raggiungere Daniele, scusami, forse un'improvvisata, ma te lo dovevi aspettare. Brevemente, niente, un accenno del tuo stato d'animo, del tuo affiancarti, metterti dentro questo personaggio e poi non svelare ovviamente nulla. Dobbiamo invitare tutti che vedranno sicuramente con tanto amore, con tanto entusiasmo l'opera. A te la parola, Romeo, mi raccomando. Intanto buongiorno a tutti. Dunque, quando mi è stato proposto, iniziamo dall'alba dei tempi, quando mi è stato proposto il testo, devo ammettere di aver avuto qualche perplessità. Romeo e Giulietta in siciliano. Vabbè,
leggiamo. E cosa è successo? La lingua siciliana ha dei suoni stupendi, e questo lo sappiamo tutti, e per tanti anni è stata allontanata dai bambini. Io mi ricordo quantomeno che parlare in siciliano non c'era consentito, era quasi come? Sì, una vergogna, esatto. Ed è una cosa che abbiamo, credo, tutti subito. Poi mi sono accostato al mondo del teatro, dove un certo Dario Fo, non so se avete presente, disse: volete fare gli attori? Bene, allora trovatevi un dialetto, disse lui, trovatevi un dialetto, ispiratevi a quello e vedrete che le battute in italiano le direte meglio. Beh, noi abbiamo avuto la fortuna di avere una lingua invece che un dialetto. E allora, ricollegandomi a ciò che dicevo poc'anzi, cosa è successo quando ho letto Romeo e Giulietta? Che quel che ho pensato è: finalmente potrò dire le battute non utilizzando il sottotesto, viene chiamato a teatro sottotesto, non utilizzando il sottotesto siciliano, ma utilizzando la lingua siciliana. E a me è piaciuto moltissimo, spero che piaccia anche a voi. Cosa dire? Ci vediamo settimana prossima. Venite in tanti. Adesso passo da questo lato perché sennò tolgo tanto alla telecamera. Ovviamente sappiamo tutti che insieme a Daniele ci sarà la bella e grandissima attrice Ornella Brunetto, che in questo momento, come dicevamo prima, non può essere con noi per motivi familiari, e quindi per diciamo, la privacy di Ornella la salutiamo e la abbracciamo aspettándola il 24. Adesso l'aspetto, parleremo dell'opera sotto l'aspetto di coloro che hanno partecipato, oggi si dice patrocinando, che significa questo termine patrocinando? Io lo dico a mie parole, donando qualcosa di nostro, nel senso che rendendoci utile per la cultura e dando un contributo valido, qualsiasi esso sia, l'importante è che ci sia, affinché quell'evento abbia un lieto fine, no? E adesso iniziamo dal professore Antonino Magri. Desidero avvicinarmi a lui e che lui ci dia, sotto l'aspetto del presidente dell'associazione Maranzatomo, ci dia, e a parte quello, sotto l'aspetto dell'amico Alessio Patti, sotto l'aspetto di questa, per lui, anche lui, devozione alla cultura siciliana e non solo, che ci dica qualcosa di Romeo e Giulietta, cosa si aspetta, cosa sicuramente sarà e cos'altro si può fare per questa nostra cultura. A te la parola, Nini. Guardate, devo dire che Alessio Patti, con la traslazione di queste opere, ha donato alla letteratura siciliana delle nuove gemme che faranno storia nel futuro. Ma non è soltanto questo. Ha riportato alla luce determinati argomenti o determinate tragedie e ha riportato alla luce anche Romeo e Giulietta. E devo dire che forse questa è l'opera più bella come traslazione che Alessio Patti abbia fatto. In questa c'è veramente molto di Alessio, molto del sentimento di Alessio. E guardate, queste opere traslate in siciliano fanno riscoprire queste antiche rappresentazioni, li fanno riscoprire in un senso nuovo, in maniera nuova. Perché la lingua siciliana ha questo potere, ha un linguaggio che è
ben più pregno, ben più forte della lingua italiana. Ma non è soltanto questo, fa riscoprire in queste opere i sentimenti, i valori dell'animo umano. In essi sono racchiusi veramente quello che l'essere umano sente da secoli. L'umanità è contenuta in questi libri ed è contenuta in queste opere e viene tradotta in maniera così sublime da Alessio da farcela rivivere. Oggi si vive in un'epoca in cui il sentimento è veramente qualcosa di vacuo, di evanescente, va bene? Mentre la lettura o la rappresentazione di queste opere in siciliano ripropongono quei sentimenti forti dell'animo umano, dell'essere umano, che hanno le loro radici dal primo uomo che è nato sulla terra fino ad oggi e non cambiano. Questo è un valore aggiunto che può portare veramente nella nostra epoca, nella nostra società, nuovamente la riscoperta di quei grandi valori che sono insiti proprio nell'animo di ogni uomo. Per questo io devo ringraziare Alessio Patti, perché non solo questo, ma ha portato la lingua siciliana, ha dimostrato che la lingua siciliana può fare tutto. Non è quella legata al popolino o alle ballate o alla canzonetta. La lingua siciliana può veramente tradurre e può veramente portare avanti opere di grande respiro letterario. D'altronde è stata la prima lingua, in Sicilia è nata la letteratura. Bene? Quindi di questo dobbiamo essere riconoscenti e veramente grati ad Alessio, e grazie perché ci dai la possibilità, tramite queste tue opere, di portare avanti questo messaggio di sicilianità e di poterlo presentare oggi, attualmente, nella nostra epoca, e farlo amare dal pubblico, ma non solo dal pubblico, dai ragazzi, dai giovani, dagli insegnanti. Quindi questi libri, io sono convinto che saranno destinati ad essere studiati nelle scuole, perché la legge attuale chiede che sia portato avanti il patrimonio linguistico siciliano nelle scuole. Quindi credo che questi qua siano i testi più adatti, perché sono tra l'altro odierni, ad essere portati nelle scuole e ad essere studiati e a far vedere, a far valorizzare la nostra grande lingua, che ha una tradizione di 8 secoli. Non è un semplice dialetto, ma una grande tradizione letteraria di 8 secoli, che continua con tanti bravissimi autori, e col nostro Alessio Patti arriva veramente in cielo. Allora, sveliamo solamente una cosa, Ninni. Chi sarai tu in Romeo e Giulietta? Io sarò il monaco. E allora non diciamo più nulla. Allora, andando avanti, invece, saltando un po' qui e lì, e rispettando ovviamente tutti i personaggi che si vedranno in scena il giorno 24, andiamo a fare qualche domandina alla bella Francesca Privitera. La nostra bella Francesca Privitera, invece glielo metto, è come se glielo metto, sarà chi? Solamente un cenno, sarà chi? Madonna Capuletti. Ho capito, non dire nient'altro. Basta. Come ti senti? Io già con il Cantico dei Cantici mi sono molto emozionata, anzi di questo ringrazio appunto Alessio Patti, che mi ha voluto, diciamo, con tutto il cuore a cui ho risposto, ha voluto inserirmi in questo mondo bellissimo che tu hai costruito e che noi amiamo profondamente. Per me la lingua siciliana, io sono stata abituata, sono di vecchia generazione, per cui mi ricordo moltissime parole che poi man mano sono scomparse, ma essendo stata ultimamente
per 15 anni ho portato avanti una scuola dell'infanzia, mi sono onorata. Certo, la lingua siciliana in qualche modo, parliamo anche di dialetto per i bambini, perché stiamo parlando di bambini dai 3 ai 5 anni, un pochino più diciamo semplicisticamente parlando, più meno pesante, però c'è stato diciamo l'inizio di far recitare questi bambini con grande entusiasmo anche per i genitori, perché guai, ha detto Romeo poco fa, che è difficile una volta potersi accostare, parlare in lingua siciliana, perché i genitori logicamente uscendo fuori dalle università, dalle scuole, magari pensavano che potesse essere una lingua di serie B, invece non è così. Io l'ho apprezzata da sempre, perché da piccola parlavo appunto in lingua siciliana. Man mano poi le cose crescendo, poi la scuola ci ha portato ad apprezzare la lingua diciamo italiana, che ci mancherebbe altro, e di tutti. Niente, parlavo di emozioni, traslare la lingua in lingua siciliana, diciamo un testo così importante non può essere che è stato un lavoro ambizioso a cui comunque Alessio è riuscito molto bene, che porterà avanti con tutto se stesso. Noi sicuramente lo seguiremo, sempre se ci vorrà. E di questo ringrazio per le emozioni che ci farai ancora provare sulla scena. Ti ringrazio. Io parlare di lingua siciliana, se mi credete, riesco a sentirne anche l'odore di Zadar. Ecco, quello è quello che volevo dire. Grazie, grazie Alessio. Ringraziamo Madonna Capuleti, che tra qualche giorno la vedremo splendere in scena. E adesso passiamo a un musicista. Sono onorata di essere al cospetto di Armando Exbilia, perché lui, essendo un grande musicista a prescindere, è colui che col soffio del cuore, dell'anima, riesce a far parlare e a far palpitare il cuore del suo strumento. E perché lo musichi proprio in Romeo e Giulietta, il tuo strumento? Perché lo fai palpitare proprio in quest'opera? E cosa ti dona a te far palpitare il cuore del tuo strumento? Allora, innanzitutto grazie a tutti per essere qui e grazie per il grande musicista. In effetti ho 63 anni, quindi sono grande da questo punto di vista. Una piccola premessa prima di rispondere alla domanda di Giussi. Con Alessio ci siamo conosciuti circa 3 anni fa, se non vado errato, alla presentazione di un libro di Cinzia, che è lì, dove io suonavo appunto, erano i primi esperimenti di accompagnamento, di reading letterario, di poesie. E ci siamo subito sentiti, ma sentiti qua e qua. Lui si è appassionato al suono del mio strumento, io mi sono appassionato alla sua passione per la lingua poetica siciliana, e da lì sono nate delle bellissime collaborazioni, Chiaria, Vangelo di San Giovanni e ultime le tragedie greche, durante le quali io ho accompagnato con l'emozione, con l'anima, con il cuore le declamazioni, il tutto sempre quasi improvvisando sul momento, ascoltando l'onda energetica che mi arrivava e mi arriverà da parte dei protagonisti, ovviamente avendo davanti anche il testo. Alessio mi ha chiesto anche, anzi non me l'ha neanche chiesto, mi ha inserito direttamente tra lo staff di Romeo e Giulietta, e di questo lo ringrazio, perché l'hai dato per scontato che io ti avrei detto sì, come ti ho detto sì subito, anzi sono onorato di questo. Mi sono letto, riletto e riletto il testo di Romeo e Giulietta proprio perché ho percepito molta sicilianità, molto amore, molte emozioni, e ci sono dei punti dove lui dice delle cose e so già come le dirai, che mi hanno fatto proprio smuovere
le farfalle musicali all'interno del mio cuore e della mia pancia. Per cui giorno 24 io continuerò a dare il mio apporto emozionale perché riceverò da parte di tutti i protagonisti le loro emozioni in uno scambio continuo di energia e di sentimenti. Quindi grazie ancora una volta ad Alessio per avermi dato fiducia, per godere della sua stima, e in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie. Grazie Armando. Adesso passerei ad un'altra persona, un altro artista, ad una sorella d'arte, quella che senz'altro la riconosciamo subito già a sua picciriggia. Stiamo parlando della bravissima Cinzia Asciuto, che pregherei, se vuoi ti raggiungo io, la nostra Cinzia Asciuto, che si è offerta a stare qui con noi nonostante la sua salute. Purtroppo in questi giorni l'influenza non ha fatto sconti a nessuno, e quindi noi la ringraziamo per essere qui con noi e desideriamo anche da parte sua, alla nostra musicista e cantante, chiedere il suo apporto emozionale nei riguardi di Romeo e Giulietta. Allora, intanto grazie Alessio per avermi voluta oggi alla conferenza stampa, e non solo per questo ti devo ringraziare. Non è la prima volta che collaboro con la mia musica, con la musica che io porto avanti, di tradizione popolare siciliana. Voi sapete quanto io amo questa tradizione popolare siciliana. E allora non è la prima volta che Alessio mi chiama per cantare dei brani alle sue traslazioni di opere. E tutte le volte è un'emozione fortissima, perché questa nostra lingua, la Sicilia come la sentiamo, ce l'abbiamo dentro il cuore. E allora ognuno di noi dà il proprio contributo, quello che può dare, chi con la musica, chi con la poesia, chi con la pittura, con l'arte, questa terra che abbiamo dentro, questi odori, questi sapori. Quindi scusate, faccio un po' fatica a parlare, sono reduce da una bruttissima influenza, però oggi dovevo venire, Alessio, dovevo venire. Non posso mancare a una situazione così importante per noi, per la Sicilia. E allora che cosa farò se Dio vorrà il 24? Canterò l'amore. Perché Romeo e Giulietta è proprio l'apoteosi dell'amore, l'amore che muove tutto. Senza l'amore siamo niente, non siamo niente, perché non c'è niente, non ci sono soldi, non c'è ricchezza, non c'è bellezza, non c'è giovinezza, tutto passa. L'unica cosa che resta, forse, quando non ci saremo più, è quell'amore che abbiamo dato e che abbiamo ricevuto. Quindi canterò con gioia l'amore nella tradizione popolare siciliana, l'amore della nostra terra, che sia sempre con noi questo amore, per sempre. Grazie. Grazie Cinzia, le tue parole sono sempre molto ma molto vicine all'anima di ognuno di noi. Adesso per concludere, perché io ho voluto far concludere il grande, io dico il grande Angelo Ariosto e il grande, anche se piccolità anche lui confronto a tutti noi, Marco Arena, perché loro rappresentano i declamatori ufficiali più giovani in assoluto del cast. E sì, ovviamente facendo parte del coro. Però questo ha un grande significato dentro, sono degli artisti così giovani che sono vicini a una grande forma d'arte, quella che è il teatro e non solo, sono delle persone che si vede che all'interno hanno dentro il loro DNA quello che in effetti è il massimo desiderio, il massimo orgoglio di ogni siciliano,
poter trasferire e tramandare l'arte siciliana ai nostri giovani. Quindi sia Marco che Angelo impersonificano proprio in toto questo loro entusiasmo e il nostro dono. Quindi iniziamo da Angelo. Angelo, tu chi sarai? Dirai ovviamente solamente chi sei come personaggio all'interno di Romeo e Giulietta e cosa pensi? Come ti avvicini a questo grande giorno? Grazie Giusy. Beh, io farò parte del coro insieme a Giovanni e Marco. Sì, scusate, che onore. Cosa dire? Innanzitutto è stato già detto tantissimo, ma volevo dire che Ranni e le azioni e le operazioni di Alessio Patti dalla bella Sicilia. Abbiamo parlato dell'importanza della nostra lingua siciliana, quindi innanzitutto volevo dire questo ad Alessio, poi coglierete meglio il senso di questa battuta giorno 24. Per quanto mi riguarda non sono un attore professionista, mi occupo di altro nella mia vita, però ho una grande passione per il teatro e soprattutto una grande sensibilità culturale, che è quello che credo accomuni questo gruppo di amici che oggi ho ritrovato, qualcuno che ha fatto parte della mia fase adolescenziale, qualcun altro, Francesca, a cui invece devo dire grazie per avermi presentato e avvicinato a questo gruppo. Gli altri ragazzi ho avuto oggi il piacere di conoscere il nostro musicista, la nostra cantante, e credo, volevo sottolineare solo questo, quello che accomuna questo gruppo di amici che si dedicano a attività di questo genere, che è la sensibilità e quindi la nostra grande fortuna di incontrare in questo mondo gente che condivide questa sensibilità nei confronti dell'arte e della cultura, come il caro professore Vecchio, che adesso non è più qui, però che tengo a ringraziare. Sentire oggi la sua voce è stato un po' come sentire quella voce familiare, quella voce che ti sa di casa, perché lui è stato il nostro preside, quindi lo stesso vale per tutte le voci di voi miei carissimi amici. Non ho altro da aggiungere, ci vediamo domenica 24. Grazie ancora per questa opportunità. Grazie Angelo. Adesso sì, vieni qua un attimino, facciamo una foto, Angelo. Il nostro fotografo ovviamente ci chiede una foto. Allora, concludiamo con Marco Arena, un altro componente essenziale del coro di Romeo e Giulietta, il quale mi pare che tenga una piccola altra parte, comunque ne parlerai solo con un accenno e poi ne vedremo il 24. Vieni qua Marco, come si svolgerà il tutto. Quindi Marco, anche a te la stessa domanda, le tue impressioni, come ti accosti con la tua anima a Romeo e Giulietta? Come ti sentirai il giorno 24? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Dire oggi l'emozione che proverò il giorno 24 mi sembra un po' difficile poterla definire e darle una definizione quest'oggi. Penso che, come per ogni spettacolo che sia, l'emozione che si vive quel giorno sarà senza ombra di dubbio un'emozione unica, a maggior ragione, e qui mi sento di dover fare un ringraziamento personale da parte mia ad Alessio per avermi fatto scoprire la lingua siciliana, e lui lo sa bene, anche le piccole difficoltà che ho avuto, perché come hanno già detto prima è una lingua che comunque soprattutto fra noi giovani non si parla, o perlomeno se lo si fa non è la lingua siciliana, bensì il dialetto catanese, che è tutt'altra cosa. Nell'opera io interpreterò, farò parte del coro e farò un'altra piccola parte che però non vi dico, non faccio spoiler,
quindi vi attendo il giorno 24 al Teatro Rex di Giarre per scoprirlo. Grazie. Adesso finiamo con l'elenco di chi parteciperà e contribuirà alla riuscita dell'evento il giorno 24, volendo chiamare a me il testimone che in questo momento ci offre l'ordine cavalleresco dei Cavalieri di Malta OSJ. Pino Parisi, il nostro videomaker, è un ambasciatore e ci dirà il perché troviamo il patrocinio anche dei Cavalieri di Malta. C'è un aspetto molto particolare, antico, particolare e soprattutto tramandato. A te la parola, Pino. Grazie Giusy. Allora, buongiorno di nuovo a tutti. Credo che non sia necessario presentare. Già l'hai fatto, mi conoscete tutti come videomaker e come collaboratore di Sicilia Cuore Mio, ma oggi ho il privilegio di rappresentare l'Ordine Sovrano dei Cavalieri di Malta, OSG. E inizio da ambasciatore a portare i saluti e gli auguri di buon lavoro da parte di Sua Altezza Serenissima il Principe Don Basilio Calì, Gran Maestro dell'Ordine. I Cavalieri di Malta, chi sono? Cosa fanno? La storia dei Cavalieri di Malta la conosciamo tutti. I Cavalieri di Malta per natura siamo ospedalieri, ma non solo noi assistiamo e curiamo i malati, noi aiutiamo i poveri, difendiamo gli indifesi, difendiamo la fede e sosteniamo i popoli e la loro cultura. Un popolo senza cultura è un popolo povero. Un popolo ricco di cultura è un popolo forte, è un popolo libero, è un popolo che si eleva. La cultura alimenta, la cultura è nutrimento. Chi si nutre di cultura acquista benessere, che la cultura nutre l'anima, nutre lo spirito e alimenta il sapere. Quindi il sapere, il conoscere è importante per dar forza, per nutrire il popolo. E noi dei Cavalieri di Malta, noi tutti, noi desideriamo il benessere dei popoli, sosteniamo e aiutiamo i popoli. Per questo siamo qui, a sostenere la cultura. E tutto l'ordine ringrazia Sicilia Cuore Mio, ringrazia il nostro amato poeta siciliano Alessio Patti per l'invito e siamo veramente onorati di far parte dei patrocinanti. Grazie veramente per esserci. Quindi io concludo con un invito a non perdere questa occasione. Giorno 24 di febbraio al Teatro Rex di Giarre verrà presentato un capolavoro, un lavoro straordinario di Alessio Patti, che ha voluto donare a noi ed ha arricchito la cultura, perché tutti noi, non solo i Cavalieri di Malta, abbiamo il dovere di arricchire la cultura, di sostenerla e di divulgare la cultura. La cultura dobbiamo donarla. Alessio Patti, permettimi se cito qualche cosa, parole di Alessio Patti, un giorno mi disse: caro Pino, tutto quello che io faccio, tutto quello che io scrivo, tutto quello che io traduco è un dono di Dio. Ed io questo dono lo voglio condividere con la mia gente, col mio popolo, il popolo siciliano. Condividere, condivido, con Dio vi do.
io do a voi con la presenza di Dio, con l'amore di Dio, con la volontà di Dio. Questo è quello che ha fatto Alessio Patti. Ha condiviso con noi qualcosa di straordinario. Un applauso ad Alessio Patti. Adesso concludo dicendovi ancora una volta che dicendovi di non perdere questa occasione il giorno 24 di febbraio al Teatro Rex di Giare, perché vi sarà presentata un'opera letteraria, questa opera letteraria di Alessio Patti, Romeo e Giulietta, in un modo tutto particolare, tutto diverso, in un modo nuovo, dove la bravura, la voce, la bravura dei tanti nostri cari cultori daranno voce alla scrittura di Alessio Patti. Grazie per la vostra attenzione, spero di rivedervi. Gli orari? Il 24 di febbraio al Teatro Rex di Giare, inizio ore 17. Ci sarà una replica perché non basteranno i posti. Speriamo. Spero di rivedervi tutti. Grazie. Prego, signor Parisi. Non te ne dovevi andare, hai visto? Ti prendi delle iniziative. Guardate qua una seconda. Va bene, amo Pino Parisi anche per questo, perché sa parlare. Voglio dire, piccola parentesi. Allora, niente, siamo quasi all'epilogo e desidero che questo epilogo lo faccia, io dono proprio nel senso come se regalassi il microfono a Antonino Magri, al grande Antonino Magri, al mio maestro Antonino Magri, affezionatissimamente parlando Ninni, però ovviamente chi non lo conosce bisogna presentarlo anche col suo nome di battesimo. Ne convieni, Ninni? Ne convieni, giusto? E niente, doniamo adesso il microfono a Ninni e facciamo concludere l'evento a Ninni Magri. Innanzitutto voglio dire che quello che ha detto Pino è sacrosanto. Solo la cultura può salvare il mondo. Un popolo non colto è un popolo facilmente dominabile. Un popolo colto non lo domina nessuno. Quindi la cultura ha un'importanza vitale e noi dobbiamo promulgarla quanto più possibile il nostro compito. Ma non si può chiudere senza la magia della nostra bellissima lingua e voglio leggere dei micropassi per dare un piccolo assaggio di quello che il nostro Alessio è riuscito a fare. E Romeo si fanno vicendevolmente la loro dichiarazione d'amore. Giulietta è affacciata al balcone, la nutrice la chiama, deve rientrare e allora dice a Romeo: mi levate ancora buonanotte, ed entra. Romeo, rimasto solo, mille voti tinta notte, puoi dire, ora che mi manca la lampa di l'occhi to. Amore, corri verso amore, con la gioia con la quale gli arzoni fuggono di rivita. Ma amore che lascia amore, ave la faccia malinconica degli arzoni quando tornano alla scuola. Giulietta di sfuggita si affaccia nuovamente al balcone e sottovoce: psst, Romeo, psst. Oh, se tu avessi voce di falconieri per richiamare un meduce falco. La voce della prigionia purtroppo è vascia
e non può farsi sentire, ma s'annunca schigliassa così forte di fare a pezzi la caverna onde s'abbuccia eco. E soprastanno le aeree voci, tanto di farla più bascia di chi da me, a forza di chiamare Romeo, Romeo. Romeo sente questo fruscio e dice: forse è l'anima mia che ci sciulia lume e nomo. Come duci suonano nella notte le voci dell'amante, aurosa musicalità d'argento, inzuccherata per la ricchia che la scuda. Guardate che Posso dire una cosa? Poc'anzi voi dicevate dei frutti di questo testo, no? Poi possiamo dire che già qualcosa è uscito fuori da questo testo, ancora lo dobbiamo presentare, ma già è stato usato questo testo. È stato usato dal Teatro Mobile di Catania, da Francesca Ferro, che ha realizzato il suo Romeo cu Giulietta. È stato uno spettacolo che ha avuto un successo di pubblico straordinario, e quindi ne hanno parlato un po' tutti, quelli del settore, i giornali, e questo per noi può essere anche un motivo di soddisfazione che il testo ancora prima di essere presentato è stato usato da una grande regista per uno spettacolo importante, per cui grazie a Romeo e Giulietta. Esatto, speriamo, grazie a tutti. E poi chiudiamo, così liberiamo ovviamente anche i signori che con molta gentilezza hanno ospitato la nostra conferenza stampa. Io voglio ricordare a questo punto solamente l'avvenimento, quale sarà, la data, l'orario, per essere tutti presenti puntuali. Domenica 24 febbraio 2019 a Teatro Rex di Giarre alle 17, tutti puntuali, in via Teatro, per assistere alla traslazione in lingua siciliana di Romeo e Giulietta. Appuntamento quindi a domenica 24. Volevo solamente dire, io sarò la nutrice, anche se è un personaggio umile, però la nutrice in questione ha un caratterino e spero di saperla impersonificare.